e le autorità italiane non hanno mai fatto pressione per il recupero dell'aereo. Non sappiamo se chi dice la verità. Perché il governo italiano 3 milioni di euro li ha messi sul piatto per compartecipare alle spese del recupero dell'ET 410, divenuto la tomba di Bruna, Paolo, di Emma Viola e Sofia e di altri 4 italiani. Ma a questo non avrebbero fatto seguire le dovute pressioni per far partire le difficili operazioni di recupero. A novembre a Roma l'ultimo incontro tra l'associazione Penelope, i Guernieri e l'ambasciatore venezuelano, il quale si sarebbe impegnato a stimolare il suo governo affinché in tempi rapidissimi dia una risposta positiva o negativa sul recupero. Quello che le famiglie degli italiani scomparsi chiedono da anni. L'ambasciatore tuttavia avrebbe sottolineato come gli incontri con le autorità italiane siano frequenti per parlare di rapporti commerciali, ma che mai di recente sia stata dedicata una riunione specifica sul caso. Risposte mai. A Treviso un convegno voluto proprio dall'associazione Penelope che raccoglie le famiglie degli scomparsi, 1200 in Veneto, di cui si attendono notizie, sui quali sono ancora in corso indagini o sui quali è oramai calato il silenzio, ma per i quali le famiglie ancora lottano anche dal punto di vista civile, penale o previdenziale. Vorremmo che da questo convegno in particolare uscisse un tavolo tecnico che porti a studiare queste regolamentazioni.